di 40.000 anni fa. Sono poche righe incise sul pavimento di una grotta a Gibilterra dall'uomo di Neanderthal a indicare proprio il nostro cancelletto. È la prima opera d'arte astratta dell'uomo di Neanderthal che sia mai stata trovata e anche l'unica che è stata datata con precisione, per l'appunto a 40.000 anni fa o forse anche più antica, ed è per questo che la notizia ha fatto il giro del mondo. Quest'opera dimostra, più di altre proprio perché datata con certezza, che l'uomo di Neanderthal aveva delle capacità cognitive, la capacità di ragionare in astratto simile a quella dell'uomo moderno, però acquisite autonomamente. Non erano nostri cugini, ma forse più dei fratelli che dei cugini. A cosa serviva questo hashtag? A noi serve appunto per delimitare un argomento e forse in quella grotta, dicono i ricercatori,